La cosa che non facevo prima, mancandomi dei denti, non sorridevo con il sorriso spalancato. Proprio il cervello aveva memorizzato di non aprire la bocca proprio per questo problema. Nell'ultimo periodo, dai 50 anni, ho cominciato anche a perdere dei denti. Sono andato in vari studi dentistici, mi hanno fatto degli scheletrati, delle protesi che però erano scomodissime, difficili da pulire, e poi insomma mi trovavo male, a parte i costi elevatissimi dell'Italia. Poi ho scoperto tramite internet, girando e volendo definitivamente risolvere il mio problema, ho visto il dottor Palmas. Dalle recensioni lette e dai commenti, iscrivendosi anche al gruppo su Facebook, io ho notato una grande soddisfazione da parte dei pazienti e di conseguenza ho provato a mandargli la mia panoramica. Mi hanno fatto un preventivo e ho deciso di venire in Moldavia per risolvere i problemi definitivamente. Direi che è stato un successo. Io mi ricordo di non aver sofferto nulla. L'intervento è andato bene, l'abbiamo fatto in 2 giorni, prima sopra, poi sotto, hanno tolto tutti i denti, hanno messo gli impianti e niente, è andato tutto bene. Sono tornato dopo 6 mesi più o meno, adesso non ricordo le date, a mettere i definitivi. È stato un successo perché aderiscono bene alla gengiva, non ci sono più spazi aperti e poi niente, l'unica cosa appunto bisogna pulirli bene, bene, bene. La mia esperienza è senz'altro positiva, lo consiglio a tutti perché se si vuole risolvere definitivamente, qui c'è del personale altamente specializzato, con materiali innovativi e danno garanzia di riuscita. È migliorata al 100% la mia vita a livello sociale.